una semplice domanda. Lei ha dei colleghi, no, insomma, nel Parlamento ci sono molte persone che hanno avuto legami. Si può essere costruttivi ed efficaci realmente, stando all'interno del Parlamento, o è necessaria una rivoluzione per questo Paese? Ma questo sulla base anche di... A volte si riesce a essere... C'è sempre bisogno del sostegno dell'opinione pubblica fuori che fa sentire il suo interesse e la sua questione. Non sono mai passate leggi importanti e decisive senza un'atmosfera di partecipazione pubblica. Questa è anche la ragione per cui le vere leggi importanti, dalla legge La Torre a quella sui sentiti, sono passate soltanto dopo l'inizio precedente o Francia. E non è possibile cercare di favorire in qualche modo anche appunto, come lei ha fatto questa proposta, no? Di fare in modo che le istituzioni possano autorizzare gli organi rifuosi di stampa. Agire in questo senso sarebbe importante perché abbiamo visto che poi i media ufficiali molto spesso iniziano per favorire la discussione a livello di grande pubblico, no? Quindi cosa si può fare? Questa è la sua proposta? È una proposta, mi è venuta in mente quando sentivo parlare della chiusura di diario, delle difficoltà che hanno, penso anche l'esperienza dei siciliani di Pippo Fava, che devono chiudere perché non hanno pubblicità istituzionale. Invece non è facile da trasferire in una norma, sono sempre problemi assolutamente improprio anche però credo che i giornali che si occupano di questi argomenti, che dedicano spazio di inchiesta, debbano essere aiutati, si può fare una norma di indirizzo oppure una norma vera e propria, no? È assurdo che la pubblicità istituzionale non vada a chi rischia per le istituzioni. Grazie.